Benvenuti, oggi è domenica 15 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:22. La luna si leva alle 23:48 e cala alle 9:13. Il santo di oggi è San Vito. Il nome Vito deriva dall'antico sassone e significa bellicoso. Il 15 giugno si celebra la giornata mondiale della prevenzione degli abusi sugli anziani. Combattere il rageismo, ossia la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età, è una priorità a livello internazionale. Questo è possibile solo grazie alla raccolta di dati rilevanti per qualità e quantità e all'utilizzo di questi dati nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione sul problema. Compie oggi 61 anni Courtney Cox, attrice, regista e produttrice televisiva statunitense. La conosciamo per il ruolo di Monica nella sitcom Friends e per quello di Gail Weathers nella saga horror Scream di Wes Craven. Ha avuto una figlia, Coco, nel giugno del 2004 e Jennifer Aniston, collega nella serie Friends, nel ruolo di Rachel, ne è la madrina. Buon compleanno al milanese Filippo Tortu, oggi 27enne. Abbiamo ancora negli occhi l'incredibile staffetta 4% che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ci ha portato un'inaspettata medaglia d'oro. È stato proprio Tortu a correre nell'ultima frazione e a regalarci una delle più grandi vittorie nella storia dello sport italiano. Sono 62 le candeline per Helen Hunt, attrice e regista statunitense, vincitrice dell'Oscar nel 1998 come protagonista del film Qualcosa è cambiato. La ricordiamo anche in Castaway e What Women Want. Mesi prima che venisse firmata la famosa Convenzione di Ginevra, si costituì a Milano il primo comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra, a opera del Comitato Medico Milanese e sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni. Un atto di generosità e impegno che ha gettato le basi per qualcosa di grande. Quel 15 giugno del 1864 nasceva infatti la Croce Rossa italiana. Lo sapevate che è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione e la velocità di un elettrone? Stiamo parlando di un principio della meccanica quantistica, cioè quella branca che studia la fisica a livello dei costituenti fondamentali della materia. Il principio di indeterminazione di Heisenberg afferma infatti che le incertezze associate ad alcune grandezze, se moltiplicate tra loro, daranno sempre un valore costante sotto il quale non riusciamo ad arrivare, una sorta di limite impossibile da superare. Buona domenica ai 12. Oggi la Luna, sempre congiunta a Plutone, crea un'atmosfera molto intensa e passionale. Sembra una di quelle domeniche da lunghe passioni. Vediamo cosa dice lo zodiaco. Ariete, passionalissima la vostra domenica, intensa, e anche se avete nuove idee, nuovi progetti, oggi non vorrete che godervi l'amore e la sua condizione familiare che vi fa sentire a casa e ammantati e protetti. Toro, la vostra giornata oggi prevede Plutone, Luna in quadratura proprio su Venere, quindi continua un po' quella sensazione di fastidio. Gli stessi pianeti però saranno in trigono a Urano. Se solo cambiate un po' le aspettative o le prospettive, oggi potrebbe essere una giornata decisamente molto interessante. Gemelli, per voi la giornata è una giornata molto piena di particolarità, proprio perché le sorprese non mancheranno, proprio perché incontrerete persone diverse, istrioniche, proprio perché vi troverete in situazioni, in condizioni inaspettate, ma che stimoleranno moltissimo la vostra fantasia. E
la vostra capacità di relazionarvi praticamente con tutte le diversità possibili. Cancro, giornata oggi che vede la vostra luna ancora ambiziosa a tessere trame che coinvolgono tutto lo zodiaco. Sembrerebbe che aveste bisogno di alleati o semplicemente di conferme. Per voi matura l'idea di un cambio logistico di residenza. Leone, la giornata di oggi prevede la luna ancora in opposizione, potentissima peraltro con Urano. Questa domenica è da dedicare al riposo, anche perché Urano ha cominciato a rendere nervoso Marte, che nei vostri gradi ancora fa accusare una certa stanchezza e o tensione fisica. Vergine, giornata oggi che prevede ancora Venere venirvi in soccorso, mentre tutti gli altri pianeti stanno elucubrando su tutta una serie di trame. Mercurio non riesce a farvi esprimere bene la vaghezza dei vostri pensieri, fidate meglio un po' su Giove, che invece risulta più generoso e pieno di prospettive positive. Pagamenti in arrivo. Bilancia, giornata oggi che vede tutto lo zodiaco agitato per la creatività di questa luna che viene dall'Acquario, di cui godete intrigono. Attenzione però a Saturno e a Nettuno, perché alcune nuove strade che si sono aperte devono essere valutate con più calma. Scorpione, giornata oggi che vede la luna ancora in quadratura. Oggi però vi soccorrono Giove e Mercurio, per cui seppure qualche boccone amaro di ieri potrebbe essere tutto da metabolizzare oggi, parlarne con un amico vi aiuterà. Sagittario, la giornata oggi prevede una comunicativa molto intensa e passionale. Alcuni di voi si dedicheranno anche a delle piccole passioni tralasciate o a delle loro piccole manie. Altri invece penseranno a qualche nuovo progetto creativo, il tutto da dividere con il vostro amore che per adesso non vi lascia mai. Capricorno, una giornata che non si prospetta propriamente semplice, proprio perché i pianeti che vi coinvolgono sono tutti tesi e protesi a farvi strutturare una nuova strategia. Solo la passione sarà capace di distogliervi dai vostri pensieri e ci riuscirà pienamente. Venere in Trigono. Acquario, siete protagonisti di una giornata decisamente importantissima, proprio perché la luna congiunta Plutone nei vostri gradi vi rende sovrani dello zodiaco e pronta a dispensare consigli e creatività per tutto il resto dello zodiaco, quindi sfruttate bene questa vostra possibilità di essere oggi un pochino più trascinatori del solito. Pesci, per voi la giornata è decisamente molto interessante, con una bella Venere che vi coccola e vi stimola, Giove e Mercurio che rendono i dialoghi morbidi. Per tutto il resto, ci penserete da domani. In fondo, domani è un altro giorno. Una piccola etichetta discografica chiamata Borgatti il 15 giugno del 1977 fece uscire il primo 45 giri di un giovane cantante che sarebbe presto diventato uno dei più grandi nomi della musica italiana. Quel disco conteneva 2 brani che avrebbero segnato l'inizio di una carriera straordinaria, Jenny e Silvia. E il nome di quel talentuoso cantante? Niente meno che Vasco Rossi, all'epoca 25enne, pieno di passione e grinta. To get the ball rolling. Tradotta la lettera sarebbe mettere in moto la palla, significa dare inizio a qualcosa, di solito a un progetto o a un'azione. È come dire mettere in moto, dare il via, far partire o persino dare il calcio d'inizio. Immaginatevi di dare quel primo impulso che fa iniziare tutto il resto. Quindi se avete un progetto in mente è tempo di far rotolare la palla e metterlo in moto. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi parliamo del grande artista Escher, ma andiamo indietro nel tempo. Escher era un pessimo scolaro, tanto che ha confessato: non una volta mi diedero una sufficienza in matematica. La cosa buffa è che io utilizzo teorie matematiche senza saperlo.
Invece di seguire la strada che suo padre aveva in mente per lui, Escher ha deciso di ascoltare la sua vera passione, disegnare edifici impossibili e mondi paralleli. E qui viene il bello, non ha dovuto bussare alle porte dei galleristi per farsi notare, perché aveva al suo fianco una moglie straordinaria, una giovane svizzera appassionata di grafica e, udite udite, figlia di un banchiere. Grazie al suo sostegno economico, Escher ha potuto dedicarsi anima e corpo alla sua arte, un vero privilegio che gli ha consentito di creare capolavori che ancora oggi ci lasciano senza fiato. Ci salutiamo con la frase del giorno. La ricchezza assomiglia all'acqua di mare. Quanto più se ne beve, tanto più si ha sete. E per noi vale la stessa cosa per l'informazione, quindi continuate a seguirci per altri consigli e curiosità. Ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.